Buonasera a tutti, siamo tornati a Smile, un'altra puntata, un altro momento in cui stare insieme a voi, speriamo proficuo. Ci è stato richiesto e siamo stati contenti di richiamarlo, Mauro Barabani, è tornato anche Luca Gamberini che però si è fatto assorbire dalle nostre coinquiline, come si può dire, ormai qua vi siete autoinvitate. Siamo vicini di casa, siamo vicini, voi qui state qui non fate niente, anche noi. No, noi non facciamo niente, non è vero. Beh, che lavoro fate qui? Cioè, fare una trasmissione e fare niente, secondo lei. Allora, Mauro, noi in realtà la puntata la iniziamo molto prima di quando inizia, perché ci confrontiamo qua, iniziamo a parlare, cioè in realtà forse le cose più interessanti sono state quelle che non sono neanche state registrate, perché noi andiamo a ruota libera, è quello il tuo bello. È sempre così, Prima parlavi del pubblico, questa è una cosa molto interessante, tu dici che il pubblico ormai è anestetizzato. Anestetizzato, sono un po' addormentati, un po' molto, un po' zombie, un po' zombati. Capito? Cioè, quindi parla della cosa che mi dicevi prima, cioè quanto deve dare l'oratore, l'attore e quanto ci deve mettere il pubblico di suo, quanto ci deve mettere... Bella domanda, bellissima, posso dirti che è una bellissima... Antonin Artaud diceva che un attore deve recitare come uno che viene bruciato sulla graticola, per cui... Non so se ho capito. Cioè, ti mettono su una graticola e c'hai lì, capito? Per cui deve veramente... cioè deve dare molto. Di più, deve dare di più. Perché il pubblico ha bisogno di uno shock. Perché se non c'è lo shock, hai capito, sei consolatorio, come il nostro caro amico Roberto Benigni negli ultimi 10 comandamenti, capito? Era consolatorio. Cioè un po' così, bello, buono, però non scuoteva niente, ok? Allora l'attore deve dare l'80, il massimo che ha per riuscire a... Beh, non scuoteva, caspita, però... No, lasciamo stare. Lasciamo stare, vabbè, io non voglio, possono essere... Benigni è uno che è partito al massimo. Quando uno parte dall'inizio della carriera, hai capito? Io lo conosco bene, l'ho conosciuto bene, per cui già all'inizio lui era in vetta e dopo non puoi che scendere. Quindi è meglio partire... È meglio partire dal basso e salire. Perlomeno, è una buona prospettiva anche questa. Esatto, perlomeno nella vecchiaia tu, eccetera, eccetera. Benigni lui era già in vetta e dopo non ha fatto altro che scendere. Ma a parte questo, tu dici, no, era interessante il discorso di prima, hai citato anche Nietzsche, mi sembra. Cioè tu dici Nietzsche diceva, per chi ha i sensi ottusi e obnubliati, cioè per la maggior parte delle persone, purtroppo dobbiamo dirlo, Davide, ci vogliono i fuochi d'artificio, bisogna bam 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 bam. Allora dico, sta succedendo qualcosa, altrimenti insomma c'è questo sonnecchiare continuo. Alla bellezza invece puoi parlare sottovoce. Perché alla bellezza puoi parlare sottovoce? Perché la bellezza sa ascoltare, è aperta, è sensibile. La poesia è poetica e allora ascolta con tutto il cuore, perché ogni incontro è un miracolo, no? Io come faccio a dirti di no?
Io ti dico che mi va bene, ma ascolta una cosa, cioè, tra l'altro lui poteva partecipare alla conversazione, ha trovato da far bene e poi ce lo restituisce per favore. Ecco. Ma un'altra cosa, tu hai lavorato anche con Leo. Leo De Berardini e Perla Peragallo. Sì. Il teatro che facevano loro facevano un teatro impossibile perché sul palcoscenico si martirizzavano. Io quando martirizzavano, è sempre il discorso della graticola di Artaud, capito? Cioè recitavano con il cuore, con le viscere, con l'anima, tutto era... Vidi uno spettacolo che si chiamava A vita Murri. A vita Murri. A vita a Murri. La vita è morire o dovete morire, capito? Quello era il tema. E finiva con un crescendo in cui lui suonava un violino con una sola corda, lei con un barattolo, e gridavano al pubblico: a vita Murri, a vita Murri, a vita Murri, a vita Murri. Da rabbrividire. Un teatro così è impossibile da fare, impossibile, non esiste più, capito? Ma era un teatro in cui c'era anche il coinvolgimento del pubblico? Cioè nel senso, ma per forza, no, non è che andavano, no. Abolivano la quarta parete? No. La quarta parete, non esisteva la quarta parete, cioè dilagavano, ma dilagavano con il cuore, recitavano con il cuore, capito Davide? Cavolo. Leo partiva da Edoardo De Filippo, i suoi maestri erano Edoardo De Filippo e Carmelo Bene, e li aveva uniti, aveva fatto questa sintesi. Lei era, non so, Anna Magnani e Maria Callas, capito? Erano queste, per cui... io non riesco neanche a domandare, cioè io ti ascolto e basta, perché mi riempi te. Cioè, aspetta, posso fermarti un secondo? Sì. Mi dispiace, Permesso che mi dispiace. Posso fermarti un secondo? Cioè, scusa una cosa, eravamo partiti sui binari giusti, cioè mi meraviglio non di loro che un po' le conosco, ma di te che ti fai prendere da... Del resto è capitato anche... Abbiamo lasciato vincere. Pronto? Cosa succede? Sì, salve, qui, chi è? No, scusa, siamo noi, scusi, non so, siamo noi che diciamo chi è. Sì, ma noi chi siete voi? Se uno mi risponde siamo noi, io potrei dire sono io. Chi siamo? Non lo sappiamo chi siamo. Noi stiamo facendo una trasmissione, ha telefonato per essere messo in diretta alla trasmissione? Ma no, io veramente sto facendo la mia trasmissione a radio e io sono in diretta radio anch'io, quindi o siete voi che mi avete chiamato, o forse c'è stato un errore di centralino, non lo so. Scusa, che frequenze avete voi? Noi abbiamo il 105 di frequenze, ma voi siete una televisione, chi siete? Di TV, scusa, perché ci state rubando le frequenze allora, scusa? No, non è che rubiamo noi, veramente siete voi che avete accavallato col mio 105, voi o abbiamo un sovrafflusso di frequenza, cosa è? Se noi credo che paghiamo proprio la concessione e tutto, per cui voi dovete cambiare frequenze. No, noi l'abbiamo appena presa da un mese la frequenza. Cioè, e allora dovete restituire, se sono le nostre le dovete restituire. Ma non se ne parli che le frequenze non è che uno viene a casa e le prende. Che radio è? Che radio? Punto radio. Tra l'altro c'è la radio di Vasco, non è una radio importante, è una radio di livello. Va bene, o se proprio io vado a sentire un attimo dalla regia, fate un minuto di radio su queste frequenze, poi ce le riprendiamo noi e andiamo avanti con la trasmissione. Ma no, noi non è che possiamo fare la frequenza, facciamo 10 minuti alla volta, no, ormai questa frequenza la terremo noi. Cioè, non va neanche bene così, cioè sto cercando di essere ragionevoli, dico fate un po' voi, un po' noi, per non andare a litigare. Ma non è che possiamo fare una frequenza un po' in TV, un po' in radio, cioè ci rendiamo conto o non ci rendiamo conto? Cioè adesso la gente stava pensando di guardare la TV, sente la radio. Non ci ho capito niente di quello che dite. Sto facendo la mia trasmissione. Fai il DJ questo giovanotto? Sì. Scusi DJ, non ho mai parlato con un DJ. Ecco, stiamo prendendo in giro qua. No, mai al mondo. I colleghi che si sono a lavorare, mi dica pure signore. Beh, potrebbe mandarmi una canzoncina. Beh, noi la nostra trasmissione non è diciamo di richieste, noi non facciamo musica, noi facciamo del parlato, parliamo molto di niente, per esempio. Parlate molto si di sente. No, perché una canzone, per esempio, un cantante, Achille Togliani, va bene? Achille Togliani? Ma è vivo? Non lo so, Beh, non so mica, la canzone c'è ancora, vivo morto. No, qual è? Guardiamo in archivio, scusate ragazzi, mi guardate Achille
Achille Togliani. Un complesso nuovo, un complesso nuovo. No, mi dica Del quartetto il titolo della eccetera. canzone, quale sarebbe? Va bene, se no è lo... Quella che c'è, non mi importa. Di Achille Togliani ci abbiamo niente praticamente. Perché Ah beh, l'abbiamo allora quello va impulsato bene. Va bene, allora a me piacciono le strofe ma senza ritornello, le prime 2 strofe dell'ultima canzone di Bennato e invece il ritornello Ah, ma della quelli sono canzone di Ligabue, nuovissimi. quella che va adesso, però solo il ritornello. Questa l'aveva preparata Davide. Questa l'aveva preparata. Sì, Allora, noi l'aveva preparata, dobbiamo si controllare sente. l'ultima di Si sente, Ligabue, come si chiama? tagliala, non ascoltare. Cosa avevo preparato? Qui non si taglia niente. La richiesta. La richiesta, niente. La richiesta, non vogliono, tu hai degli ospiti che non vogliono sentire neanche quello che dici, pensa. Va bene, possiamo arrivare a una conclusione. Alla conclusione, io sono qua, sto facendo il mio fuori va bene. d'onda, appunto, Anche radio, una trasmissione che va per la maggiore insieme a... Che differenza c'è? Allora faccio una domanda, se lei è un professionista, come si chiama? Chi? Lei? Io, Marco. Marco? Non Sì. dice neanche il cognome? Dondarini. Il famoso Dondarini. Sì, sono io, il famoso Dondarini. Dondarini, grazie. il cantante. Ma che cantante, ma che cantante. Allora no, No, ci siamo È sbagliati. un omonimo allora. Ma no, che è famoso, sono attore, comico, improvvisatore. Comunque insomma, la radio ha dei ritmi più incalzanti, qua in TV possiamo anche guardarci perché vedono il nostro corpo. ma se vedono quello dal fiume di corpo è meglio che guardino poco, perché non... Ecco, non faccia oh, lo spirito. oh. Cioè, voi potete giocare sulle pause. Qua ci sono dei corpicini notevoli, eh? Noi No, ma io possiamo parlo di giocare dal sulle fiume, signori, pause? lei non la conosco, già il fatto che Questo è io interessante. lo voterei. quindi. Facciamo delle pause. Facciamo una pausa. Ha detto che possiamo giocare sulle pause. Mezz'ora- Lui è il regista? Quello che Mezz'ora di parla? pausa. No, va bene, noi la salutiamo, cambiamo frequenza noi, adesso Va bene, se andiamo... potete cambiare frequenza, No. ma di cosa state parlando voi? Noi stavamo parlando di Leo De Le Bernardini. stesse cose De che parla lui. Berardinis. Leo De Bernardini, il pittore. No, Ma no. da dove viene questo? Parlavamo Non è- di Perla, parlavamo di... Non lo conoscono, non l'ho conosciuto. Ok, ma sono ospiti, cioè, voglio dire, avete gli ospiti più importanti dei miei, comunque, l'importante è quello. Cioè, magari chi ha l'ospite più importante tiene la frequenza. Noi l'abbiamo più importante. Appunto, E allora... allora basta. Vabbè, si sono già incavolati, va bene gli ospiti, va bene. Grazie allora della frequenza. Arrivederci. Arrivederci, Ciao. vi saluto, noi torniamo in onda comunque. Ciao. Oh, c'ho l'onda. Ascolta Davide, Non so se abbiamo pagato quest'anno la nostra frequenza, sì. Allora perché questi si sono inseriti? Chi sono? Vabbè, Luca, Pronti? è proprio deragliato tutto. C'hai qualcosa da dare come alimento per In nutrire il pasto a nostro Mauro? attore? Sì. Sì, come no. Lui volevo dire una cosa, no? Ho letto proprio ieri un'intervista di un poeta. Volevi, lo vuoi dire? Sì, no, un'intervista di un poeta e gli hanno chiesto ma lei va a leggere le sue poesie in pubblico? Dice no, non ci vado più, ci sono andato una volta, ma mi era salita la pressione in una maniera. No, ma è vero, perché insomma... Quindi È le un'impresa. manda che vivano di luce propria. Sì, Poesie. che le poesie volino Intanto dove... che tu cerchi, perché una pausa sì, ma non che andiamo a cercare adesso. Abbiamo la tua amica, mia la amica. Rosetta, che aveva Lei- una storiellina simpatica. Ho visto che prima ha fatto ridere tutti i tecnici. La vuoi raccontarti degni? Mi degno, è proprio una storiellina così, sai, tra amici. Il classico uomo d'affari che durante il suo viaggio incontra una bellissima ragazza Guarda, con la quale decide di passare la notte alla modica cifra di 500 euro. Al mattino, al momento di salutarsi, il signore si rende conto di non avere denaro sufficiente, per cui dice alla signorina che gli farà pervenire un assegno con la causale affitto di appartamento. Ma mentre sta cercando di fare l'assegno pensa tra sé che non è stato completamente soddisfatto della notte passata, per cui l'assegno glielo fa di 250 euro accompagnato dal seguente biglietto. Gentile signorina, le faccio l'assegno di 250 euro per l'affitto di appartamento. Non glielo mando della cifra pattuita in quanto ritengo che non sono stato completamente soddisfatto perché ero convinto che l'appartamento fosse nuovo e mai usato.
che fosse pieno di calore e che fosse piccolo ma al tempo stesso confortevole. Invece ho constatato che era già stato usato, era privo di riscaldamento e alla fine era abbastanza grande. La signorina, quando riceve l'assegno, glielo rispedisce immediatamente, accompagnato dal seguente biglietto: gentile signore, non so come possa immaginare che un bel appartamento resti vuoto per tanto tempo. Per quanto riguarda il riscaldamento ce n'è in abbondanza, basta sapere accenderlo. Infine, per quanto riguarda la grandezza, l'appartamento è della grandezza giusta. Se lei non ha i mobili per riempirlo, è un problema suo. Nel contempo, la prego di farmi pervenire quanto pattuito, altrimenti mi vedrò costretta a contattare la sua attuale padrona di casa. Cordiali saluti. Ironica, è una piccola pièce teatrale quasi. Si è emozionato. Sono rimasti senza parole. Mauro, Il poeta è sconvolto. ho visto che hai trovato qualcosa. Sì, ho trovato qualcosa che mi piace. No, qui c'era una bellissima frase: ogni mio respiro è un atto di cospirazione contro me stesso. Stupendo. Vabbè, è vero, perché ogni respiro è un respiro in meno, cioè sono contati. Il poeta è il poeta, ragazzi. Non si discute. Ho le mani che la terra non rifiuta mai di accogliere. Per questo motivo mi sento stato di natura. Cartesio dice che gli spiriti animali sono una sostanza materiale sottilissima, tipo fiamma o vento, che partendo dal cuore sale al cervello e da lì, grazie ai nervi, scende ai muscoli, animando e muovendo le membra, e rendono così possibili le sensazioni. Duns Scoto mi avrebbe di certo chiamato ecceltà, se mai ci fossimo incontrati. Prima che il gallo canti, l'uomo che vanga non conosce le cose della televisione. Conosce la terra, dalla quale trae i frutti del proprio vangare, conosce l'acqua, che lo disseta e lo aiuta nel suo coltivare, conosce tutti gli insetti con i quali convive, contribuendo a mettere in circolo energia e prosperità. L'uomo che vanga e che zappa è l'uomo nuovo, l'uomo del cambiamento. Possiamo applaudire? Possiamo applaudire. Sì. A entrambi. Noi ci siamo allontanati molto da quel mondo lì, viviamo in condomini dove magari non riusciamo neanche a avere un rapporto più di tanto amichevole. Sentivo prima le tue... Io non so non dico il nome, posso dire il cognome? Rossi. Lascia sempre le finestre aperte e noi paghiamo tutto il riscaldamento. È tutta roba nostra. Non se ne può più. Beh, non vi potete E chi è parlare. Rossi? Il nostro condomino. E non ci dà o Bianchi, si chiama Rossi o Bianchi, non sono mica sicura. Però non paga. E lascia le finestre Quello aperte. che porta in giro il cagnolino di Davide? Potrebbe essere. Quello che fa pissi pissi? Bau bau. Non se ne può più. Sulla nostra pedana. Proprio sulla vostra pedana. Cosa da dire lei? Si passa sempre sulla pedana di casa mia, ho dovuto metterci la varichina per riuscire a sbiancarla, perché è una cosa, secondo me, fa apposta. Sarà perché quando passa da lì gli grido sempre perché porta sempre dentro il fango? Sentivo Secondo prima me è apposta. si lamentava, il suo vicino scrolla le tovaglie e dice che ha sempre le briciole, gli cadono le cose. Tutte le mattine scrolla le tovaglie, ho sempre tutto il bucato pieno di briciole. C'è Non lo stato un so, processo. ma Dice che le posate, dici, beh, ancora due forchette e si è fatti il servizio da 12. infatti io non lo sgrido solo per quello, perché ormai ho fatto il servizio. No, ma il condomino, si dice così, è una mostruosità, io non ce la farei. Ah, lo dica con noi? Noi veniamo tutti dallo stesso condominio, Sì, però guarda Abbiamo un che appartamento libero. chi ha dei condomini è a sua volta condomino, per cui lei non vada tanto a andare a criticare gli altri, che poi lei magari fa peggio. Bisognerebbe organizzare delle orge e allora forse... Teniamo anche questo oppure dopo tagliamo?
No, dopo ci si conosce, Sì, più che una riunione. ci si compenetra e dopo le cose forse sono più semplici. Ho notato Invece che fare delle il cene che dopo... Il silenzio di Gamberini è assordante, nel senso che sta prendendo le distanze dalla strada che abbiamo intrapreso. Ci vuole anche qualcuno che ascolta. Sì, ma sarebbe Quanta saggezza in quest'uomo. Ascolti, se lo sta puntando glielo dica chiaramente senza disturbare noi. No, è che un attore, uno scrittore è uno Tieni presente scrittore. che lui si innamora ogni venerdì, per cui gli altri giorni no. Solo di venerdì. Quindi ho saltato la settimana, devo tornare venerdì? No, guarda che lo so bene, perché lui venne a fare quando facevamo... si innamorò. Che Quando si innamora di facevamo, no, venerdì. non lui, facevamo i corsi di teatro, Sì. dopo una settimana c'era una nostra lieve molese che piangeva. correva nel Ferrarese per cercarlo, lo sapevo perché si sfogava con tutti, perché Luca, qui sappiamo delle sue Ha gesta vinto la amatorie. nebbia però. Sì. Ha vinto la nebbia. Ha vinto la nebbia. No, la nebbia nel senso che non mi ha trovato. Non l'ha trovato. Allora, noi vi salutiamo, ho perso a stare con voi a parlare del tempo, ho perso proprio la cognizione del tempo, per cui non so se è finito il primo tempo o siamo nel secondo o cosa succederà dopo. Noi vi salutiamo e vuoi dire te l'ultima? Sì, Non ti ho mai visto in difficoltà, ti sei emozionato allora. La bellezza è al di là del tempo, per cui adesso che siamo usciti dal tempo potremo cominciare, purtroppo è troppo tardi. È pazzesco vedere un uomo così apparentemente rude, aggressivo, che potrebbe vivere di prepotenza, andare invece a toccare le corde fini del cuore, perché invece hai del macho, dell'uomo, del cowboy. Hai fatto anche un western, te, dopo ne parliamo. Sì, ho fatto uno degli ultimi western spaghetti. L'ultimo. Erano finiti. Dopo Finiti gli spaghetti. Ha finito gli spaghetti dopo. Interessanti le dite sempre quando non siamo in diretta, è un classico. È un classico. Cioè, ho quasi paura a iniziare perché poi si perde in Esatto. sostanza. Esatto. Ci spegniamo quando Quindi si accende la luce. Cioè, resta un segreto la vostra ricchezza più vera. No, ma il discorso è questo, che ci sono stati dei registi, no? Che giravano senza che gli attori se ne accorgessero, e lì venivano le sequenze migliori erano sempre quelle, capito? Quando non c'era l'occhio di Dio che ti guardava, quell'occhio lì che adesso ci sta spiando. Sì. Ma entri talmente nel vivo che sembra che facciamo una scuola di teatro. Sembra oggi. che facciamo una scuola di teatro. Ti porti proprio troppo in profondità. Facciamo una scuola di vita, non una scuola di teatro. Teatro di vita, noi. E allora tu mi dovevi chiedere... Tanto se ti chiedo qualcosa poi dopo vai dove vuoi, vai nelle praterie che ti sono più... Mi dovevi chiedere delle praterie, appunto, perché avevamo finito la cosa dicendo che la Vanga, no? Per cui dalla cultura siamo arrivati all'agricoltura. Dalla cultura all'agricoltura. Dalla cultura all'agricoltura, in cui c'è la cultura, capito? Però c'è cultura agricola, l'agricoltura. L'agricoltura. Beh, ha parlato. È vivo allora? Ogni tanto metto dei suoni. È Luca, È Luca Gamberini. È Luca. Sa ballare la samba. Te hai lavorato anche con... te devi essere Croce e delizia dei registi. So che hai lavorato con Nanni anche. Ho lavorato con Giancarlo. Era un teatro aperto, nel senso che il regista aveva un ruolo, diciamo così, cioè non c'erano idee registiche dietro, non si partiva mai. No. La rivoluzione teatrale che abbiamo fatto in quegli anni era questa, che noi non avevamo nessuna idea.
ma proprio nessuna. C'era solo un sentire, si sentivano le cose, l'idea arrivava sempre dopo, capito? Cioè, te vuoi dire che è il sentire che conta, per cui io e te potremmo anche far capire le nostre intenzioni semplicemente mettendo dei suoni, dicendo delle cose senza senso, si capisce se io sono aggressivo o se sono dolce con te, tipo 4, 4, 4, 3, 3, 3. 2, 1, 4, 5, 6, 7. 7. 8, 9. 1259.807. Questo è troppo. Quindi vedi, si può... Cioè, ci sono delle persone che... No, volevo dire un'altra cosa. Non hai capito, Davide. Non ho La capito. cosa è seria. Guardi se avevo capito. La cosa è seria, cioè teatro di ricerca. Un teatro di ricerca è un teatro che è anti-intellettuale. Però bisogna poi trovare qualcosa. Ma lo trovi! Però stai calmo. Devi avere questa fede, fiducia, chiamiamola così, capito? Fiducia. E io ho fatto gli spettacoli che ho fatto. Mettiamo, il finale, lo volevo scrivere oggi, però adesso ne approfitto. Il finale di Mare Nero. Mare Nero, questo spettacolo sulla discarica di cui avevamo parlato, eccetera. Il finale, che era un finale travolgente, la gente piangeva veramente. Allora c'era uno che ci veniva a trovare, pesava 160 kg e aveva la barba. A me questo mi ispira, si chiama Sergione, adesso è calato. Quindi si chiama Sergetto adesso? Sergino. Assomigliava a Pavarotti, per cui a me mi è venuta l'idea di fargli cantare Nessun dorma di Pavarotti in playback, capito? È venuta questa idea di di finire lo spettacolo con Nessun dorma. Cosa ho fatto? Abbiamo provato, la cosa funzionava. Ho scritto un pezzo, seguimi, ho scritto un pezzo che giustificava il fatto che, capito, c'era questa canzone qui. E tutto funzionava, ma prima c'era stato il sentire, avere la visione di questa immagine, capisci? Questo è il teatro di ricerca. Non ci sono dei preconcetti intellettuali rispetto alla cosa, ma allo spettacolo, come diceva Peter Brook, un grande regista alla sua prima regia, adesso lo dico in fretta, la cosa, alla sua prima regia in un teatro londinese, per cui si prepara per 2, 3 mesi, fa tutti i piani di regia, qua e là, inizia il giorno delle prove con gli attori, non li conosceva, lui va lì, non li guarda nemmeno gli attori, allora dice tu devi fare così, perché qui avevo scritto qui, tu devi fare così, e vedete, guarda, non funzionava niente, ma proprio non funzionava niente, è entrato in crisi, ha passato la notte d'inferno, il giorno dopo è andato, ha guardato questi attori, capito? E ha costruito la cosa su di loro, questo è. Semplice. Ha guardato chi aveva a disposizione. Sì, ha lavorato sul materiale umano che aveva a disposizione. Questo è. Vabbè, ma non penso sia l'unico regista che si comporta in questo modo. No, invece ci sono quelli quadrati, tipo Ronconi, capito? Quelli che proprio che costruiscono la cosa, sono degli ingegneri del teatro. Ma li hai conosciuti tutti? Tutti. Degli ingegneri del teatro, capito? Io ero disobbediente con questi, ero birichino. Hai fatto anche un western? Fatto un western. Ecco, è venuto la Ciudad Maldita, la città maledetta, con Juan Bosch. Alguien que tenía una pistola. Usted es forastero, ¿verdad? Soy agente de la Continental Detective Agency, filial de San Francisco. ¿Quién es? Viene de San Francisco, quiere hablar contigo. ¿Así? ¿Sobre qué? Necesito un hombre para limpiar de ratas grandes y pequeñas esta asquerosa pocilga que llaman Personville. Ma aveva fatto un contratto questo agente, c'era un agente che gli agenti sono, Davide lo sa, sono tutti un po', diciamo così, un po' mezzi gangster, no? Ma aveva fatto firmare questo contratto
senza farmi leggere il copione. Io vado in Spagna, pensavo, avevo fatto un film che era un film d'azione con Franco Nero, c'erano cazzotti, ogni tanto, perché allora i film venivano recitati in inglese, perché diceva dopo vanno in America, col cavolo, non ci andavano in America, capito? Quindi ti hanno doppiato o l'hai recitato te in inglese? Arrivo in Spagna e mi danno il copione. Madonna, era un film che era tutto parlato, c'era qualche scena d'azione, io devo farlo in inglese. Ma non ce la faccio a farlo in inglese. Tu devi fare, questo regista spagnolo nervoso, mi prendeva così, mi stringeva, no, dice, ma non ce la faccio, era impossibile farlo in inglese, capito? Fortunatamente il direttore di produzione italiano mi ha detto, tu reciti in italiano, per cui c'ero io che recitavo in italiano, uno in spagnolo, uno in francese, e la cosa funzionava così. Quindi lo troviamo, lo andiamo a vedere questo film. Ciudad Maldita, Juan Bosch, in spagnolo. Ma è la cosa a cui... prima parlavi di Monni, di Benigni, del loro modo di recitare molto fisico, del contatto che si saltavano addosso. Cosa dicevi? Che si saltavano addosso? Si scherzava molto, potete immaginarlo. Io poi venivo dalla provincia, il mito della caverna di Platone, pensavo che fosse uno spettacolo serio, con i contro, come si dice, no? Invece poi alla fine non era uno spettacolo serio, insomma con Benigni non puoi fare uno spettacolo serio. Ci ha provato Fellini ma ha fallito. Non ha fallito. Bah dai, insomma, no, fa niente. O te adesso fai le affermazioni che probabilmente puoi sostenere. Si scherzava, e dato che il più birichino di tutti era Benigni, no? Io giocavo sul fatto che la colpa era indeciso il regista se darla a me o Benigni. C'era questo regista che era goffissimo, poverino, è morto, si chiamava Donato Sannini, la persona più timida del mondo. Entrava al registratore perché faceva le musiche al buio. C'era la scena che era tutto un bric-et-brac, c'era di tutto, uova, galline, mascheroni, farina, patate, tutto un casino della Madonna, no? Allora io tutte le sere, questo regista entrava, mettevo un uovo dove si sedeva e nel buio si sentiva porca! E pensava sempre che fosse Benigni, capito? E invece eri tu. Oh, lo stesso scherzo lo faceva Monni, che si doveva sedere su uno scatolone. O si sedeva prima o si sedeva dopo, ma una volta si è seduto sopra. Perché era sveglio. No, era così. È fortunato. Angelico. A me mi è capitato di incontrarlo, ero a fare uno spettacolo in Toscana in un centro sociale, Monni era fantastico, era molto amato dalla gente, ci viveva in mezzo alle persone, non creava barriere fra... All'anima di Carlo Monni. Poco conosciuto, molto conosciuto in Toscana, però insomma... Ha fatto tanti film, non ricordo... Ne avrà fatti 150. Non ci resta che piangere, faceva Vitellozzo. Vitellozzo, Benvenuto in casa Gori. Firenze, Firenze, che è una città civile, gli ha dedicato una fermata d'autobus. C'è una fermata d'autobus vicino alle Cascine con una gigantografia di Carlo. Non un monumento, ma insomma... Però... A te che cosa ti lascerà Castel San Pietro? Che cosa ti... Adesso tu fai il simpatico, però anche noi facciamo teatro di ricerca. Abbiamo fatto un esperimento degli autori, dei registi, hanno cercato di creare la coppia comica perfetta e per fare questo hanno fatto una ricerca fra un po' tutti i comici che hanno trovato, che hanno ritenuto, e guarda un po', uno dei due su cui è caduta la scelta ero io, e guarda cosa hanno fatto. Il primo comico scelto è Marco Dondarini! Buonasera. Ciao Davide, ciao Marco. Ciao Katia, ciao, buonasera. E per te? Buonasera. Diciamo, sì. La coppia perfetta è composta sì. da Marco, sì. E per te c'è Davide Dal Fiume! Il palco è vostro! Ciao, Marco, va bene? Cosa? Cos'è che va bene? Vabbè. Sì, mi presento io, Marco Dondarini, attore, comico, improvvisatore, showman, truffe. Vai. Davide Dal Fiume, in inglese From River, tedesco Von Fluss. Non c'è bisogno di fare tutte le lingue del con mondo. l'Europa unita, dialetto dal Fiume. Ma basta, non c'è bisogno di... Va bene. Cosa stai con le mani? Tu stai sul palco con le mani così?
Ti gratti, cos'hai? No, non ci stavo mica pensando. No, ho capito, ma non si sta sul palco con le mani così, sono mani, le mani lasciale libere. Cioè, io sono completo, recito con tutto. Ma cosa vuol dire? Che cioè, le mani sono mani, lasciale cadere. Come le tiene il Signore le mani? Guarda, le mani normali. Adesso mi hai bloccato, non so più dove mettere. Ma cosa c'è? Sono mani, ti chiami Davide? Sono mani normali, dai. Le metto dietro. Sanno che le ho, ma cosa sanno che le ho? Cosa... Cosa le tieni così? Un orango sei, sarai? Tienle te. Ma che tienle te? Date, per cortesia, non lo so io. Una. Ma che una? Dai, per favore. Allora, innanzitutto, scusa, io non ti conosco, dobbiamo fare la coppia. Tu mi hai riconosciuto? Mi hai riconosciuto? Un po'. Un po' cosa ho avuto? No, ho fatto Zelig 3 anni fa. Ho fatto il personaggio del benzinaio. Bravo. Bravo cosa? Mi hai riconosciuto il benzinaio? Non andava alla televisione. Il personaggio del benzinaio portava la vita del distributore sul palcoscenico. E io ho la macchina a metano. Ma cosa c'entra se hai la macchina a metano? Il benzinaio, il pezzo del benzinaio c'erano le famose domande pleonastiche. Sai cosa sono le domande pleonastiche? Le domande che non hanno bisogno di essere fatte. No! Non hanno bisogno di niente. Ma non di niente. Non hanno bisogno di risposta. Cioè te fai una domanda che non c'è bisogno di rispondere. Non farla, scusa. Ti faccio un esempio. Ma basta applaudire. Cosa applaudiamo queste cose? Cioè, basta applaudire, siamo qui, l'applauso ci interessa, li blocchi. Ma cosa c'è? Allora, un esempio di domanda pleonastica. Un esempio di domanda pleonastica. Distributore, 7:03 del mattino, tolgo la catena, pistola in mano, benzinaio, siete aperti? No, sono qui perché devo andare a temperatura. E quindi a che ora apri? Ma dove? Cosa apro, Davide? Hai l'orario elastico? Ma non ho l'orario elastico! Benzinaio, c'ho il tappo dall'altra parte, come facciamo? Signora, prova a ribaltare la macchina a vedere cosa succede. Beh, non rovini la carrozzeria. Ma che, dove? Dove la rovini? Perché non si fa manovra. C'è il piazzale piccolo. Benzinaio, mio figlio ha bevuto un litro di benzina verde, cosa può fare? Se va piano anche 10 chilometri. La capisco come vuoi te. Ma non... Io, Davide, mi sembra di parlare con uno lobotomizzato di fresco. Che comicità fai? Io non ti capisco. Fammi un biglietto da visita, fammi vedere. Già tutto sgaruppato. Dai, fammi... Ma però l'altra metà è dentro. Dai. Parlo delle cose che capitano nella vita. No! Dai! Ma basta, applaudiamo le mani qua! Dai! Fai sta battuta che andiamo a casa. Io dai. non so gli altri, ma io mi diverto così tanto. Dai. Mi mette l'agitazione. Che poi io con le donne sono sfortunato. Come il mio gatto. Che poi lui non è mica sfortunato con le donne, il mio gatto. Non le frequenta neanche. Per dire, il mio gatto vede una gatta e dice vorrei fare l'amore con te. E la gatta. Non c'è bisogno di andare fino là, basta girare la testa che cambia il personaggio, non c'è bisogno di fare... Bravo. Ma cosa bravo? Vorrei fare l'amore con te. Vorrei fare l'amore con te. E la gatta, spogliami, no, un'altra gatta da pelare. No, ragazzi, te la spiego. Ti è piaciuto? Moltissimo. Moltissimo. Se non ti è piaciuto, di non mi è piaciuto. Moltissimo. Ma non dobbiamo essere d'accordo per forza. No, non l'ho visto, però mi è piaciuto moltissimo. Quindi te ne frega niente. No, ma io ti conosco. Ti conosco, dai.
con Davide stavo facendo così dei tentativi teatrali, uno è mezzo riuscito, facevamo Come vi piace di William Shakespeare. In Come vi piace di William Shakespeare c'è il personaggio del full shakespeariano, che si chiamava Pietro di Paragone. Shakespeare lo definisce così, perché in quel testo lì lui fa una sintesi del buffone, capito? Un buffone svaporato. È arrivato Davide, era perfetto. Quando entrava lui, senza dire una battuta, la gente rideva. Ti ricordi? Io sì, mi ricordo. Ti ricordi. Davide è una delle poche persone che riescono a farmi ridere. Adesso puoi fare dei complimenti un po' così. No, non farli. Ma lui invece ha un'ammirazione per te, tant'è che ti ha lasciato il tuo tempo. Dice se il tuo tempo l'hai lasciato a lui, perché mi incanto. Ti incanti. Va bene, noi non eravamo abituati a degli approfondimenti a un personaggio che ha conosciuto così tanti registi che hanno lasciato il segno. Quindi tu... Questo è un complimento. Sì. Tu ti azzarderesti a dire... Ho sentito che era un po' finto. Dimmi. Vabbè. Tu ti azzarderesti a dire, tu ti azzarderesti a dire che voi avete influenzato il teatro che è venuto dopo. Ma no, non abbiamo influenzato niente, ci siamo influenzati noi. Nel senso che, insomma, ma sì, cioè ma qualcosa hai lasciato, no? Certamente, qualcosa è seminato e qualcosa crescerà, non so come, però era l'utopia, come quelli erano gli anni dell'utopia. E allora se vediamo questi anni dell'utopia come sono finiti, e che è servito? Sì, non si è completato, il cerchio non si è chiuso. No. E quindi bisogna riprovare. Bisogna riprovare, ma gli anni sono passati. Riproverà qualcun altro. La pressione riproverà qualcun altro. Questi col telefonino, questi secondo te hanno tempo? Beh, ci sarà qualcuno, ci sarà il nuovo Mauro Barabani? No, che Mauro Barabani no, ma ce ne sono stati tanti che sono stati veramente. Leo è stato uno dei più grandi, per me ho conosciuto tanti artisti, un artista completo, veramente non l'ho mai conosciuto, tranne Leo era completo, era un Paganini del teatro. Totale, completo. L'ultimo periodo della sua vita l'ha passato a San Leonardo a Bologna. Poi gliel'hanno tolto. Gli ultimi anni sono stati di gioia, ma anche di incomprensioni, di sofferenze. Gliel'hanno tolto. Perché i grandi artisti poi li fanno anche un po' soffrire, li snervano. Sì, perché non sono ruffiani. Sì, perché se amano l'arte così non sono disposti... Fanno poca anticamera... tengono la loro dignità, sembra una cosa strana questa, un po', no? Per cui, insomma, alla loro integrità, non dignità. Allora, Smile, ci vediamo la prossima volta e come dice anche Mauro Barabani, bisogna essere un po' folli per non impazzire, perché sennò si fa dura. E ricordatevi che non ha tempo chi del tempo non sa che farsi. Non sappiamo mai se è intrapuntata o no. Comunque. Ciao!